Il mondo del vino è sempre più declinato al femminile, lo sa bene la protagonista della nostra nuova storia, che è enologo professionista e gestisce la storica azienda di famiglia proprio nel territorio vicentino. Lei è Diletta Tonello. Allora, nella carta sono un dottore enologo, ma nella vita sono una vignaiola, il che vuol dire che non solo mi occupo della produzione del vino, ma mi occupo anche delle vigne, mi occupo anche delle persone che vanno a bere i miei vini e ovviamente di tutta la parte commerciale che segue anche la produzione del vino. Allora, la nostra cantina è Cantina Tonello e si trova a Montorso Vicentino. È un'azienda che mio papà ha fondato nell'85 e che io è da 5 anni che ho preso, diciamo, le redini e sto portando avanti il nostro lavoro di coltivare e produrre vini con vitigni autoctoni, tra cui la Durella, cioè siamo infatti nella parte dei Monti Lessini, DOC, e della Garganega, come sotto la zona del Gambellara, DOC. Allora, le donne nel vino ci sono sempre state in verità, hanno sempre accompagnato i vignaioli, i mariti, i colleghi nei vari lavori di quotidianità della campagna per la vigna e della produzione magari anche del vino o della vendita. Però sempre più si parla di donne del vino perché sempre più le si vedono nell'imprenditoria vitivinicola e quindi stiamo cominciando a dimostrare di essere anche in gamba in questo settore che è sempre stato un po' maschilista. È anche vero che in verità quello che funziona ora è la convivenza tra il lavoro, diciamo, della donna con quello maschile e finalmente si stanno dando i valori giusti anche all'imprenditoria femminile. E quello che dico sempre io è che ormai tutti i vignaioli hanno solo figlie femmine, quindi non hanno scampo. Il consumo del vino e anche la produzione del vino è molto cambiata, ci si sta incentrando molto di più sulle varietà autoctone e sui territori e quindi le persone vogliono arrivare veramente a scoprire da dove viene il vino. Questo ha anche permesso ai vini vicentini finalmente di rendersi un po' giustizia. Alla fine a Vicenza abbiamo sempre coltivato vino, abbiamo 4 se non 5 denominazioni DOC che hanno un grande valore non solo di vitigni autoctoni ma anche territoriale, vengono veramente dei vini di qualità e finalmente i vicentini si stanno facendo rispettare diciamo nell'ambiente vitivinicolo con produzioni di vini veramente buoni, di qualità e le persone li stanno apprezzando e vengono anche in cantina da noi a scoprirli, insomma.